Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo, tempo ancora con alti e bassi per la nuova settimana, e questo a causa della mancanza di una chiara figura di alta pressione. Per capire la disposizione delle correnti in quota utilizzerò una mappa a circa 5500 metri con le linee nere. Potete notare la disposizione delle correnti, questa è incentrata verso metà della settimana, correnti che saranno da sud-ovest proprio in prossimità dell'Italia. Noi ci troviamo in una zona di confine e questo appunto ci fa vedere che il tempo è destinato a mantenersi capriccioso ma non eccessivamente brutto. Andiamo a vedere la distribuzione delle precipitazioni lunedì incentrate sui settori nord-orientali, ma si tratta di residui fenomeni. Martedì le cose inizieranno leggermente a peggiorare verso ovest e mercoledì infatti ci sarà un peggioramento che interesserà il nord e i settori centrali occidentali. Per quanto riguarda il nord-est avremo residui e precipitazioni alla volta di lunedì mattina, tempo più tranquillo ma sempre con passaggi nuvolosi. Martedì direi che anche mercoledì ci sarà un nuovo peggioramento, infatti questa mappa è incentrata appunto su mercoledì. In sostanza la mancanza appunto di una figura di alta pressione mantiene il tempo appunto capriccioso con temperature che non subiranno grossi cambiamenti. Per ora ho detto tutto, auguro a voi una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.